Rieccoci alla puntata del Sindaco Risponde. Vi ricordo l'appuntamento di tutti i martedì dalle 19:30 alle 20:25. Vi lasciamo i numeri di telefono perché potete pure chiamare o lasciare i messaggi e ovviamente rifaremo la settimana prossima tutti quelli che chiameranno o manderanno i messaggi li riproporremo martedì prossimo, perché questa sera l'abbiamo dedicato ovviamente alle opere che sono state fatte in questi 4 anni e mezzo di amministrazione del Sindaco Giordani, di quelle fatte da lui e di quelle anche terminate dalla precedente amministrazione. I numeri li vedete, andiamo pure avanti, saluto anche Marco e Jessica in regia. Allora andiamo a parlare dell'ambiente. Avete allora un'altra cosa che aveva detto, ricordo nella sua, quando è stato eletto sindaco, ha detto voglio molti alberi e quindi la piantumazione di alberi, l'avviata trasformazione del parcheggio da Boschetti nel parco Tito Livio, stop al consumo di suolo prediligendo la generazione urbana e partiamo da questi 3 punti: gli alberi, il parcheggio Boschetti nel parco Tito Livio e poi lo stop al consumo del suolo. Gli alberi, stiamo piantando 10.000 alberi veri da 3 metri, 3 metri e mezzo, sono arrivati al 40% della piantumazione. È una cosa importante perché il verde è, a parte che è bello, ma è anche un aiuto contro il CO2. Poi abbiamo fatto una cosa molto importante, per cui Boschetti, qua vediamo, mi sono dedicato a fare agricoltore, insomma dai. Però io pianto sul serio piante, a casa però, non in questo caso. Parcheggio Tito Livio, ricordo che abbiamo Boschetti, che era un luogo veramente, era un parcheggio. Abbiamo continuato il progetto fatto l'amministratore precedente come idea, devo dire, e abbiamo fatto un cambio molto importante che evita il consumo di suolo. Parco Iris. Parco Iris è stato fatto una permuta con chi aveva la possibilità del terreno di edificare. Abbiamo fatto la permuta delle palazzine per quanto riguarda il terreno, ha evitato di costruire ulteriormente. Questa è stata una cosa veramente bella perché vuol dire che abbiamo triplicato il Parco Iris, che abbiamo anche ricevuto il finanziamento proprio in questi giorni di 2 milioni di euro, per cui il Parco Iris oltre è già bello, ma diventerà stupendo perché alberi, sarà fatto un piccolo arena per quanto riguarda gli eventi musicali, ristorazione. Sì, sindaco, queste sono immagini ancora del Boschetti, poi faremo vedere Boschetti, sì, il Parco Iris. Boschetti sarà finito a aprile, abbiamo trovato tanti problemi di inquinamento che sapevamo, però sono stati risultati ancora più grandi, molto di più. Però sarà finito ad aprile. L'impresa sta lavorando a sprombattuto, l'assessore Michelizi lo stesso, i dirigenti lo stesso, e ne esce veramente un parco bellissimo, in cui sarà ristrutturato completamente 2 palazzine, sono unità private, e il parco sarà agganciato ai giardini dell'arena, per cui è aumentato anche quello e sarà veramente un colpo d'occhio sensazionale. Questo rende. Però sarà veramente bello. Ecco, le palazzine so che le avete già cedute ai privati. Le palazzine sono di privati ormai, saranno ristrutturate completamente, ovviamente ricordo ancora sono palazzine protette. E lì si prevede il tempo, sindaco? Il sindaco si prevede i tempi per 2 anni e mezzo. 2 anni e fare mezzo le palazzine. Per cui a aprile di questo mese, o tra un paio di mesi, sarà completamente disponibile per quanto riguarda il parco Tito Livio ex Boschetti. E poi per quanto riguarda l'ambiente avete fatto l'incremento del porta a porta. Che in principale modo alla Cella, in cui c'è stato un gradimento del 70%. Chiaramente, lo dico francamente, c'è stato qualche problema, perché dove sono condomini vecchi, non hanno spazi, chiaramente diventa un problema, però con ERA abbiamo cercato di risolvere, ma tutti i problemi sono stati risolti e c'è soddisfazione in questo senso per il porta a porta. Noi dobbiamo assolutamente incrementare la differenziata proprio per un problema di rispetto all'ambiente e in questo caso stanno andando molto bene, la Chiara Galani sta molto brava. Senta, passiamo invece alla cultura oppure anche ai riconoscimenti che Padova ha fatto in questi 5 anni della sua amministrazione. Il primo, l'Urpicta, bisogna riconoscerlo, poi anche lo associo così mi può parlare di entrambi, che è stato un riconoscimento alla città del volontariato 2020.
Beh, quando siamo stati capitale del volontariato sono stato molto orgoglioso di questa città. Ricordo che siamo stati capitale del volontariato ancora prima della pandemia. L'ho sentito una sera a Calpedrocchi e mi hanno comunicato siamo diventati capitale del volontariato. È stata una grande emozione. E Padova ha dimostrato che veramente è capitale del volontariato. Con la pandemia abbiamo avuto persone che sono interessate agli altri, che hanno portato medicine, buoni spesa. C'era un certo punto durante il lockdown c'erano 2000 persone che lavoravano per gli altri, fantastico. Questo non è un merito del sindaco, di un'amministrazione, è un merito dei cittadini, perché c'erano nel DNA aiutare gli altri. Veramente abbiamo avuto l'onore di avere presente Mattarella, che è stato un personaggio, abbiamo un grande presidente, per cui molto soddisfatto. È stata una cosa che mi fa accapponare la pelle ancora adesso. Come è stata quando siamo stati capitale mondiale, ospita, siamo andati a capitale UNESCO. Veramente è stata una cosa anche quella. Ero a Roma, me lo ricordo perfettamente. Ho avuto la possibilità di parlare di Padova per un minuto al mondo. Ho parlato di Padova. E Padova, che era stupenda, era già bella. Ha avuto un riconoscimento unico e abbiamo visto risposte anche dei turisti, perché era piena di turisti, persone che vivono queste cose in maniera proprio sotto l'aspetto culturale, vanno a visitare le città. Eccola qui l'immagine, il Palazzo della Ragione. È stata un'emozione incredibile. Ricordo che è stato di sabato, io domenica sono tornato a casa e farò un giro in bicicletta, c'era la gente, i miei concittadini che erano entusiasti, proprio sentivano la cosa come una proprietà loro, che è così. Veramente devo ringraziare l'assessore Colasio, tutti quelli che hanno collaborato al settore cultura, perché è stato un grande riconoscimento e Padova sta utilizzando al meglio, nel senso sta venendo un sacco di turisti. Ricordo che siamo una delle poche città che abbiamo 2 siti UNESCO, perché abbiamo anche l'Orto Botanico, che non è nostro, l'università, però è sempre Padova, per cui una grande risorsa sotto tutti i punti di vista. Abbiamo una grande università, per cui è un grande risultato sotto tutti gli aspetti. Bene, avremo modo, perché noi questa sera parliamo delle cose, poi ci sono nelle altre puntate avremo modo di parlare ovviamente del turismo, dell'università e di tant'altro. Adesso rapidamente, il Castello Carrarese ha avviato il restauro per farne il Museo dell'Arte e del Design contemporaneo, il recupero del frontone del Prato della Valle con il restauro delle statue, sistemato Segretano per ospitarne le mostre e la valorizzazione dei tratti di mura cinquecentesche. Dunque tante cose da raccontarvi con il tempo, con calma, senza fretta, siamo in tempo, quindi può raraccontarci. Gliene ricordo. Iniziamo dal Castello Carrarese. È un lavoro che devo ringraziare l'assessore Colasio, che ha avuto ancora anni fa, è sempre stata una rivendicazione sua e sta continuando a lavorare. Adesso abbiamo ricevuto ulteriore finanziamento allo Stato. Diventerà un luogo bellissimo, un luogo che io ho avuto modo di vederlo molte volte, forse non tutti i cittadini. Qua, se non sbaglio, vediamo l'assessore, ne uscirà un museo dell'arte moderna, ma un luogo di ritrovo sotto l'aspetto culturale, veramente sarà un luogo di Padova bellissimo, perché devo dire grazie all'assessore, perché ha lavorato moltissimo in questo senso. Per quanto riguarda il muro no, andiamo il recupero del frontone del Prato della Valle, le suggerisco. Bellissimo, iniziato. Può fare con calma, abbiamo tempo, non c'è problema. Perché poi mi dice molto tempo, ma abbiamo tempo, quindi siamo in anticipo sulla scaletta. Dall'amministrazione precedente, portato a buon fine da noi, perché quando trovo profondamente sbagliato, quando uno subentra a carica del sindaco rispetto a un'altra amministrazione, buttare a mare tutto quello che è successo è un errore clamoroso per quanto mi riguarda, per cui avevo continuato tantissime cose, abbiamo iniziato nelle precedenti amministrazioni. Poi preciso una cosa, ogni amministrazione, anche nel tempo, ha dato un suo pezzo, una sua parte importante. Torno indietro un attimo per quanto riguarda Vianelli, non è che abbiamo fatto noi, c'è stato un proseguo del tempo da singolo Flavio Donato, tutti quanti. E così si vede la città in questa maniera, per cui ognuno fa la sua parte. Forse noi abbiamo avuto un po' di determinazione in più, un po' di fortuna, però abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda l'ex foro Bario che si affaccia al Prato della Valle, è una cosa unica secondo me, bellissima, bellissima, per cui molto bello, molto bello. Siamo riusciti anche a sistemare tutte le 72 statue grazie all'Art Bonus, moltissimi hanno dato i privati hanno dato un aiuto economico.
è stato sistemato completamente tutta l'estate. Però la Valle io penso sia una cosa stupenda, basta vedere, è una cosa stupenda, è molto vissuta, è molto amata dai padovani. Ecco, abbiamo visto, scusi l'ho interrotto. No, dico, è una bella cosa, adesso con la pandemia si sono fermate attività economiche, devono partire ristoranti, adesso spero che siamo finalmente alla fine di questa pandemia, fine almeno temporanea, mi auguro definitiva di questa pandemia, e per cui riprenderà i privati. Ricordo che è privato, gestione di privati, anche il parcheggio dietro, gestione di privati, non gestione direttamente per quanto riguarda l'amministrazione comunale. Ma è stato almeno sistemato. Sistemato poi il San Gaetano per ospitarne grandi mostre. San Gaetano è diventato un luogo ideale per le mostre. Abbiamo fatto Van Gogh, tantissime mostre. È un luogo che piace molto ai padovani, siamo in pieno centro. È stato fatto un investimento economico abbastanza importante, però sta dando grandi risultati. Le mostre è il luogo ideale per fare mostre, ma anche non solo mostre, anche ovviamente tantissime altre cose. E viene vissuto dai padovani in maniera molto positiva. La valorizzazione dei tratti delle mura cinquecentesche, che è una bellezza di Padova. Anche questo è stato iniziato a suo tempo nella vecchia amministrazione, stiamo proseguendo, in continuazione abbiamo risorse, in particolare ci sta aiutando la Fondazione Cassa di Risparmio, che devo dire ringrazio non solo per questo intervento, ma tutto l'aiuto che dà ogni anno. Senza Fondazione saremmo veramente in difficoltà, per cui grazie al Presidente Muraro, grazie a quello che fa e grazie all'aiuto che dà in termini sia sotto l'aspetto sociale, economico, infrastrutture, sport, veramente dà un aiuto fondamentale per ciò. E in questo caso le mura sono una bellezza straordinaria. Ci vorrà ancora un po' di tempo per completare ovviamente tutti gli 11 km, però è una risorsa che la città ha e intende valorizzare a tutti i costi. Apro una parentesi che prima non abbiamo accennato, anche che il 7 di aprile ci sarà l'inaugurazione del centro congressi, no? Insomma, sì. È un gioiellino di Padova, insomma. Il centro congressi sarà devo dire, è bellissimo, bellissimo. All'interno della fiera, il giorno 7 aprile sarà inaugurato, per cui avete la possibilità di vederlo. È uno dei centri congressi più grandi d'Europa e ha già moltissime prenotazioni. Questo ha un valore anche importante sull'aspetto come medici. Vuol dire portare ulteriori iniziative a Padova, a sale modulari da 1200 posti a 300 posti, per cui è di facile utilizzazione. Anche questo è iniziato l'amministrazione del Presidente, abbiamo portato avanti e abbiamo terminato. È stato un periodo molto difficile perché con la pandemia sono fermati i lavori, però siamo riusciti. L'aumento dei costi, materie prime che non arrivano. Però veramente quando avete possibilità, il giorno dopo, il giorno 8, comincia già il primo convegno. Vi garantisco che chi vuole venire verrà con un centro congressi straordinario, sotto l'aspetto della qualità, dell'immagine, della sicurezza, veramente piacevolissimo, e darà un ulteriore contributo economico di immagine a Padova. Bene, passiamo allo sport, rifacimento della curva dei tifosi del Padova con la costruzione di 2 palazzetti. L'opera è in corso, sarà ultimata a breve. Sarà ultimata in aprile, a fine aprile sarà ultimata sotto l'aspetto curva. Anche qui sono stati grossi problemi come prodotti, mancavano rifornimenti, mancavano materie prime, abbiamo trovato i sottoservizi che hanno avuto delle difficoltà perché abbiamo trovato dei problemi, però penso che sia un aiuto fondamentale per quanto riguarda la squadra. Avere la curva vicino revoca un po' la piana, avere 3.200 tifosi vicino a 6 metri di linea di campo, che è la distanza minima consentita, vuol dire avere una risorsa in più per quanto riguarda la squadra. 3.200 tifosi che vanno a incoraggiare la squadra. Devo dire che a me piace molto, è contestato un po' perché dicono non è bello, però intanto abbiamo fatto questo. Cerchiamo di trovare ulteriori risorse per la simmetria, perché a 8,5 c'è una curva sola. Sotto la curva saranno fatti 2 palazzetti, uno una palestra polivalente e l'altro il famoso palazzetto per il basket. Oggi il basket non ha niente, non ha nulla, si alterna a San Lazzaro, scuola del pallavolo, per cui avrà una nuova sede. Sono molto orgoglioso di questo, secondo me è una bella cosa sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto di immagine della città.
darà un aiuto fondamentale per quanto riguarda la squadra. E poi il completamento della sistemazione del Colbacchini, in effetti togliendo la pista, ovviamente il meeting verrà sempre fatto al Colbacchini e l'Arcella. Sì, è stato abbandonato completamente la pista per quanto riguarda Lugano, anche perché non è più a norma. È uscita una pista nuova al Colbacchini, bellissima, velocissima come prestazioni di atleti, ed è una cosa che è stata apprezzata sia dagli atleti che dal mondo sportivo. È stata veramente bella, basta vedere l'immagine. Anche qui devo ringraziare l'assessore Bonavina. Io sono molto fortunato, lo dico sempre, chi mi aiuta, assessori, staff, che dà un grande aiuto per quanto riguarda opere che vengono realizzate a Padova, e questa è un'opera importante. Senta, poi abbiamo anche la coabitazione delle 13 tensostrutture e la realizzazione di 16 piastre nei quartieri. Sì, abbiamo delle tensostrutture vecchie, fatte ancora da vecchia amministrazione, Claudio Finigari, che è stato veramente un precursore per quanto riguarda le tensostrutture. Ha fatto bene ricordarlo, perché è uno che ha dato molto alla città di Padova. Ha dato moltissimo Claudio alla città di Padova sotto l'aspetto proprio sport. E devo dire, un grande parete per la città. Oltre abbiamo messo tutto a posto le tensostrutture, abbiamo fatto ulteriormente investimenti per piastre polivalenti. Vuol dire che nei vari quartieri saranno a disposizione le piastre e possono essere utilizzati i ragazzi come basket per fare qualsiasi cosa. Questo vuol dire fare sport. Lo sport è fondamentale, ma veramente fondamentale. Sia spazio salute, aggregazione, socialità. Penso sia la cosa più importante che possiamo fare anche per i ragazzi stessi. Per cui siamo molto soddisfatti di queste iniziative. Abbiamo ricevuto fondi importanti per quanto riguarda il governo e penso che stiamo mettendo a frutto in maniera decisamente importante. Senta, abbiamo prima parlato dell'Opicta, abbiamo parlato della città del volontariato, e Padova nel 2023 viene dato il riconoscimento come città dello sport. Eccolo qui. Ecco, nel 2023 siamo capitale dello sport. Bello. Ha fatto tutto, abbiamo Opicta, la città del volontariato, adesso anche la città dello sport. È una bella soddisfazione, Sindaco. Sono molto orgoglioso di questa città, lo dico sempre. Questa città è una città particolare in cui la qualità di vita è molto alta, i cittadini sono persone straordinarie, e lo sport è importante. Abbiamo vinto moltissimo l'anno scorso in Italia, come paese abbiamo vinto moltissimo. Parlo di europei, calcio, qualsiasi cosa, è stato fondamentale. Anche Padova ha fatto grandi risultati e di questo sono veramente molto contento e anche orgoglioso. Allora andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte del Sindaco risponde, ma sta spiegando quello che ha fatto per la città di Padova in questi anni, a tra poco.